Veneto, devo dire che era stato invitato anche l'assessore ai servizi sociali Dante Ventinelli, che però mi ha pregato di portare il saluto, ma non potevo essere presente per problemi, per impegni istituzionali. Allora, a me è stato affidato questo tema, no? Il tema dell'accoglienza nella programmazione sociale e sociosanitaria. Quando mi è stato proposto, il titolo mi è piaciuto subito, e quando mi sono messo a pensare cosa venire a dire, mi sono trovato un po' in difficoltà, devo dire la verità, perché quando parliamo di un tema pensiamo a qualche cosa di organico, di trasversale, che ha un disegno preciso. In realtà, se noi vediamo la programmazione sociale e sociosanitaria della Regione Veneto, non c'è questa unitarietà di questo tema, il tema dell'accoglienza. E quindi porterò qualche osservazione critica più che altro rispetto all'esistente, che potrebbe però aprire anche delle prospettive future per fare dei ragionamenti un po' diversi. Allora, mi riferisco ovviamente parlando di programmazione sociosanitaria, ci dobbiamo riferire a due grandi, chiamiamoli così, documenti programmatori, che sono il piano sociosanitario regionale 2012-2016 e i documenti di indirizzo del piano di zona. Allora, cominciamo dal piano sociosanitario. Ora, il piano sociosanitario effettivamente da questo punto di vista, per quanto riguarda il tema dell'immigrazione, è piuttosto carente. Diciamo che ci sono vari accenni in vari passaggi, ma non c'è una trattazione specifica dell'argomento. Solamente quando andiamo a leggere l'area di intervento della famiglia troviamo un accenno un po' più preciso. Nella parte introduttiva, in cui si va così a delineare qual è la dinamica dello sviluppo della famiglia nel Veneto negli ultimi anni, quindi la parte dove si notano quei fattori già molto conosciuti, cioè dell'invecchiamento della popolazione, quindi la necessità della famiglia di accudire maggiormente le persone anziane e contemporaneamente il passaggio in cui si dice allo stesso tempo il calo delle nascite. E qui c'è un accenno che volevo leggere, quando si dice: altresì vero che queste dinamiche vengono in parte attutite dalla significativa presenza di comunità immigrate caratterizzate da modelli familiari e riproduttivi molto diversi da quelli autoctoni. Allora, ok, osservazione abbastanza scontata, se vogliamo, che però dopo nel seguito del piano sociosanitario non ha uno sviluppo preciso. Quando si poi andiamo a vedere gli interventi specifici che il piano sociosanitario va a individuare per quanto riguarda sempre la famiglia, viene sottolineato il compito educativo verso i figli, la realizzazione sociale ed economica dei coniugi che lavorano, l'intervento nelle fasi delle crisi coniugali e familiari, il lavoro di cura dei componenti più deboli e, ultimo punto, l'integrazione delle famiglie immigrate attraverso interventi di mediazione culturale e altri supporti per quei nuclei particolarmente a rischio. Ecco, questa è nel piano sociosanitario l'unica indicazione precisa, no, per i servizi, per la loro programmazione. Il che, come vi renderete conto, è molto generico, se vogliamo da un certo punto di vista impegnativo, ma è sicuramente molto generico. Questo nonostante tutto il piano sociosanitario regionale riporti in vari passaggi, no, un obiettivo importante, che è quello di passare gradualmente dal welfare state alla welfare di comunità. Quindi da un modello di welfare in cui è lo Stato, l'ente pubblico che offre assistenza in maniera diretta e il cittadino, l'utente, è un soggetto passivo che riceve, no, dallo Stato e dalle istituzioni,
La welfare di comunità prevede che è proprio la comunità che si attiva coordinandosi anche con le istituzioni per produrre le condizioni di benessere, quindi situazioni in cui il volontariato e il terzo settore hanno un ruolo fondamentale per lo sviluppo di questa forma di welfare. Questo in realtà lo vediamo in molte politiche, nelle politiche sociali in particolare ovviamente, tant'è vero che negli ultimi anni c'è stato un grosso impulso nel promuovere le attività del terzo settore e ci sono molte iniziative che vanno nella direzione proprio di promuovere ulteriori forme di volontariato. Io vengo recentemente, in questi giorni, da alcuni interventi rispetto ad esempio tutta una programmazione riguarda le reti di famiglie, no? Un'esperienza pilota importante partita nell'UX8 di Asolo Castelfranco, che adesso si sta estendendo su tutto il territorio regionale. Ecco, questo è un esempio di welfare di comunità molto molto importante. Ecco, dicevo, allora, il piano sociosanitario prevede il reale passaggio verso il welfare di comunità, però in realtà non dà delle indicazioni precise per poter arrivare a questo. Lo troviamo però questo in numerosi provvedimenti anche della giunta regionale che incentivano progettazioni in questo senso, e non entrerò in merito a questo perché esulerebbe dal tema di oggi. Quindi welfare di comunità che ritroviamo invece in maniera più dettagliata, più descritta quando andiamo a vedere i documenti dei piani di zona dei servizi sociali. I piani di zona dei servizi sociali, molti di voi sono operatori di comuni, comunque di associazioni cooperative, quindi sapete bene di cosa si tratta. Stiamo parlando del piano di zona del 2011-2015, quindi che scade quest'anno, non sappiamo ancora se sarà prorogato di un anno o se andremo alla definizione dei nuovi piani di zona. Comunque ci riferiamo, visto che non ci sono tuttora indicazioni ufficiali rispetto al prossimo piano di zona, ci riferiamo al piano di zona attualmente in vigore. Allora, tra le aree di bisogno indicate dalla legge 328 e riprese, 328 del 2000, e riprese poi dal documento di indirizzo del piano di zona dei servizi sociali che è del 2010, tra tutte quelle elencate sono le misure volte a contrastare la povertà e l'esclusione sociale e favorire l'inclusione della popolazione immigrata. Ora, questo piano di zona, come sapete, ha poi previsto che tra le aree tematiche ci fosse anche l'area dell'immigrazione. L'area dell'immigrazione che ha l'obiettivo di promuovere l'integrazione sociale, culturale e lavorativa delle persone straniere immigrate residenti in Regione Veneto, favorendone l'inclusione nel tessuto sociale e la possibilità di esercitare liberamente i propri diritti e l'accesso al sistema di welfare regionale. Quindi vedete, c'è un obiettivo sicuramente molto impegnativo. Allora, gli interventi previsti dal documento di indirizzo per i piani di zona, leggo testualmente: favorire l'accesso delle persone immigrate residenti al sistema welfare veneto e l'integrazione delle stesse nel tessuto sociale, ad esempio attraverso sportelli sociali tematici, servizi di mediazione culturale e sociale. Favorire l'integrazione delle persone immigrate nel tessuto sociale ove vivono, ad esempio attraverso il supporto all'inserimento lavorativo, le attività di supporto al reperimento di alloggi. Attivare specifiche forme di risposta a situazioni particolari, quali la realizzazione di aree attrezzate per nomadi o strutture per persone anche immigrate in condizioni di grave marginalità. Favorire l'integrazione degli immigrati di seconda generazione, promuovere l'integrazione della donna ricongiunta immigrata. Allora, vedete, sono previste molte tipologie di intervento, ma il tema dell'accoglienza, che è quello che trattiamo oggi, lo si deve, se vogliamo, leggere tra le righe, no? Non c'è qualcosa di specifico su questo tema. C'è quasi una preoccupazione di creare
delle strutture a livello sociale che permettono una buona integrazione sì, ma l'aspetto dell'accoglienza e dell'ascolto sfumano. Poi sempre il documento di utilizzo del piano di zona ci dice che è facoltà di ciascun territorio nei limiti della propria capacità di coinvolgimento e integrazione di diversi ambiti politici e organizzativi che intervengono nell'ambito dell'immigrazione, integrare la programmazione di queste aree con politiche e interventi e poi li elenca. Quindi in questo documento a valenza regionale in realtà a differenza di altre aree non si danno delle indicazioni specifiche, ma si lascia ai singoli territori decidere in merito, che da un certo punto di vista è anche positivo, no? Nel senso che se noi andiamo a fare un veloce pensiero rispetto alla realtà del Veneto, troviamo che l'immigrazione nel Veneto si è sviluppata in maniera molto differente nei vari territori. Questo lo ritroviamo nel momento in cui andiamo a fare delle valutazioni rispetto a queste politiche dei piani di zona. Valutazioni che sono estremamente difficili in quanto non riusciamo a incasellarle all'interno di macro categorie, proprio perché c'è una differenziazione di interventi molto ampia a livello regionale, il che però, ripeto, potrebbe essere anche inteso, cioè mette in difficoltà chi fa programmazione, però allo stesso tempo potrebbe essere inteso in termini positivi, nel senso che c'è un forte adattamento alla realtà locale, che la realtà locale, come dicevo poco fa, della tipologia di immigrazione può essere diversa da altri territori, ma anche delle risorse sociali presenti in quel determinato territorio. Quindi se vogliamo va anche bene questa cosa, no? Che non ci sono troppe indicazioni che potrebbero un po' troppo imbrigliare la programmazione a livello locale. Ecco, noi sappiamo che ci sono tantissime iniziative importanti anche sul tema dell'ascolto. Ecco, io penso che chi parlerà dopo di me potrà riportare proprio delle esperienze veramente interessanti e importanti. Quello che volevo aggiungere su questo è che ovunque si è fatto ricorso alla presenza degli mediatori culturali, mediatori linguistici, soprattutto per i servizi sociali. Per quanto riguarda i servizi sanitari sì, ma con più, spesso abbiamo visto più con una funzione quasi di, concedetemi la definizione di traduttori, no? Sembra quasi che serva per in certe situazioni favorire la possibilità dell'operatore sanitario di capire qual è il suo compito, fare una diagnosi e prescrivere una terapia, più che indirizzata all'ascolto, mentre nei servizi sociali e sociosanitari, quindi poi vedremo consultori in particolare, è molto più presente il vero e proprio tema dell'ascolto, quindi anche la presenza dei mediatori culturali, non persone che semplicemente devono tradurre qualche cosa, no? Ha proprio il senso del favorire i percorsi d'accoglienza. Ecco, farei un approfondimento su alcune progettazioni proprio dei consultori familiari, senza poi togliere spazio a chi lavora nei consultori familiari, quindi ha delle esperienze molto importanti, molto interessanti da portare. Allora, ci sono vari interventi della Regione, che si traducono poi in delibere della Giunta regionale, che riportano nella programmazione dei consultori il tema della donna immigrata e dell'accoglienza della donna immigrata. Per cui il primo provvedimento significativo è del 2005, l'atto di indirizzo e organizzazione dei consultori familiari nella Regione Veneto, dove viene definito proprio come trasversale l'area della mediazione culturale e quindi viene indicato alle US di promuovere la presenza di mediatori culturali all'interno dell'attività dei consultori.
Questo viene messo, è trasversale e viene ripreso poi da una successiva delibera sempre di programmazione dei consultori familiari, è trasversale ad altri interventi. Ad esempio, chi ha lavorato nei consultori si ricorderà bene quando c'è stato un passaggio in cui si chiedeva di fare le aperture serali o fino alle ore 20, un passaggio molto importante. Lì si era enfatizzato in questo passaggio soprattutto per andare incontro alle coppie e alle famiglie che lavorano. In realtà questo era perfettamente connesso con l'altro aspetto, no, della popolazione immigrata. Sappiamo che per alcune donne straniere non è possibile rivolgersi al consultore familiare se non accompagnati dal proprio marito. Quindi la possibilità di un'apertura serale non era rivolta solamente agli italiani e quindi favorire le persone che lavorano, ma anche molto, e l'esperienza l'ha dimostrato che questo è stato un passaggio molto importante, anche l'accesso delle donne straniere che hanno nella loro cultura la presenza di questo fattore. In tutti gli atti successivi poi questo è stato ribadito, è stato ripreso, anche se poi i finanziamenti sono ahimè anche diminuiti, però quello che si è cercato di fare è di attivare dei percorsi virtuosi, dei servizi dove abbiamo visto che in molte situazioni sono state mantenute queste aperture fino alle 19, alle 20 sostanzialmente, proprio per favorire questo tipo di utenza. Altra progettazione importante è quella del programma sulle mutilazioni genitali femminili, che è un programma nazionale che è stato recepito nei suoi vari passaggi dalla Regione Veneto e dove è stato dedicato grande spazio al tema dell'accoglienza delle donne provenienti dai paesi con tradizione scissoria. E quindi si è investito molto anche sull'indicazione del Ministero, sulla formazione del personale, e questo è stato un passaggio molto importante. Ecco, io che quando sono stati introdotti questi progetti lavoravo in un consultorio, ricordo bene che se ne parlava e devo dire anche con una certa carica emotiva, no? Nel senso che si aprivano delle riflessioni su dei fenomeni di cui si era sentito parlare molto, ma che non si erano mai avvicinati, non c'era così una paura, no, secondo me, di avvicinare queste situazioni. E nel momento in cui siamo stati messi di fronte alla necessità di intervenire in questo ambito, ecco, ripeto, c'è stato molto dibattito, è stato molto importante l'intervento del Ministero e della Regione in questo senso, proprio per sviluppare proprio il tema specifico dell'accoglienza. E se vogliamo, in tutta la progettazione che c'è stata negli ultimi anni, a mio avviso, questo è stato il tema più importante che è stato sviluppato anche per la rilevanza del fenomeno. Ecco, vorrei citare poi il progetto dell'anno 2011, che è quello dei Pugili delle donne straniere, che si è sviluppato su 3 aziende ULSS, l'ULSS 20 di Verona, la 7 di Pieve di Soligo e la 5 di Arzignano, provincia di Vicenza, che prevedeva la formazione degli operatori, e quindi è sostanzialmente una sperimentazione poi eventualmente da riportare sul resto del territorio regionale, favorire l'accesso alla fruibilità dei servizi da parte delle donne straniere e la promozione di una cultura capillare di informazione finalizzata alla tutela della salute sessuale e riproduttiva. E anche questo ha avuto dei riscontri molto importanti, tra l'altro ci sono delle rilevazioni che ci permettono di dire che è un ambito nel quale bisognerebbe ulteriormente investire. Un altro accenno a un altro specifico, sempre ritornando ai consultori familiari, che è quello dell'educazione sessuale, dove anche qui
alcuni passaggi si è dato rilievo all'importanza del ripensare alla popolazione straniera, no? Anche nei percorsi di educazione sessuale. E da alcune rilevazioni fatte sono emerse però delle difficoltà riscontrate, che sono anche facilmente intuibili. Nel momento in cui noi andiamo nelle scuole a proporre una metodologia dell'educazione sessuale, dei contenuti che sono pensati, no, sui modelli culturali italiani, in alcune situazioni hanno trovato dei riscontri un po' conflittuali, perché andavano in conflitto con culture diverse. In particolare quando nelle situazioni, soprattutto per le scuole, non le scuole superiori ma scuole dell'infanzia e le scuole primarie, c'era il passaggio dell'interessare i genitori all'educazione sessuale. Ecco, ci sono state molte situazioni in cui i genitori provenienti da altri paesi ritenevano che questa educazione sessuale, o perlomeno in questo modo, non andasse fatta. E quindi anche qui c'è la necessità, a mio avviso, di ripensare i modelli di intervento che finora si sono utilizzati proprio per renderli maggiormente fruibili dalla popolazione straniera. Ecco, io mi fermerei qui, poi eventualmente se c'è qualche necessità, qualche richiesta, posso approfondire i discorsi fatti e i contenuti che ho portato. Ma volevo solo sottolineare che il mio intervento voleva essere proprio un flash anche critico rispetto a una situazione che dovrebbe essere un po' ripensata, ma non perché il territorio non sia ricco di iniziative, anzi il contrario, no? Mi riferisco al pensiero critico alla programmazione regionale, che dovrebbe proprio riuscire di più a osservare, prendere atto e condividere con il territorio tutto quello di positivo che è stato fatto per rilanciare con nuove linee di indirizzo diciamo più organiche rispetto a quelle che sono state date fino adesso.